Euroregione News. Il caffè dei lettori. Idea rivoluzionaria, in centro a Udine finalmente è aperto il caffè dei libri in via Poscolle, alla presenza di centinaia di persone che hanno atteso ore per riuscire a curiosare tra cibo per il corpo e per la mente. Una coppia di imprenditori con un progetto da allargare ulteriormente. È entusiasta l'assessore al commercio e turismo di Udine Alessandro Venanzi, ma cosa può fare l'amministrazione pubblica per agevolare queste iniziative? Sul centro storico abbiamo dedicato 2 milioni di euro di finanziamento a fondo perduto alle imprese, e quindi in virtù di negozi e attività come queste che hanno saputo fare dell'innovazione e della creatività, di saper intercettare nuovi modelli di mercato, abbiamo deciso di contribuire con delle risorse economiche. Un esempio potrebbe essere appunto questo in via Poscolle, ma allo stesso tempo abbiamo circa 40 aziende nello stretto centro storico che abbiamo finanziato. 2 milioni sembrano pochi, però per un bilancio comunale come quello della città di Udine sono parecchi. Ora la palla chiaramente è passata agli attori principali, che sono gli imprenditori e gli esercizi di questa città, che insomma è sempre stata forte dal profilo commerciale e soprattutto emporiale. Io credo che esempi come questo ci facciano capire una cosa molto importante, che la vocazione della città sta cambiando. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.